Cioè uno che l'accetta e fa crescere e sviluppare come queste sono, senza pregiudizi e bigottismo, e un'educazione multilingue, uno che non si ferma certamente un napoletano e la lingua toscana, così come forse fosse assai più meglio che chiamassimo l'italiano, pur per evitare il manicheismo autodistruttivo fra lingua locale e lingua nazionale, ma che pensi pure in necessità e possibilità di studenti separare quantità più lingue possibile, e sfruttando così un massimo del potenziale cognitivo loro. Perché se quando diciamo che una persona è bilingual, così come pure questo concetto viene interpretato correntemente in paesi anglosassoni, stiamo parlando in individuo o in uno studente che parla e che studia due o più lingue. E il bilingualismo è la disciplina scientifica che studia i fenomeni dell'individuo e delle società bilingue come la nostra. Una disciplina scientifica, il bilingualismo, che purtroppo in Italia non tiene a considerazione che sembra andasse a venire, diciamo così eufemisticamente. Per mezzo che le politiche dell'istruzione vengono ancora progettate pensando quasi esclusivamente ai bisogni che l'elite e che la cultura elitaria che vede l'inclusione come più peggio la minaccia dello status quo. Il bilinguismo è una disciplina scientifica che si muove verso un lato opposto rispetto alla concezione della linguistica comportamentale, che oggi si applica pure in scuola a Napoli, e cioè che la tua lingua viene vista un po' come un panno con cuore, una magliettella. Per chi sa che se fosse sporco, grazioso, troppo consumato, proprio per vie, fattura ambientale tipo povertà, criminalità e un livello di istruzione basso, questa stessa magliettella o lingua si può semplicemente lo vuole chittare e sostituendolo con un'altra perfettamente pulita e funzionale, che ci avesse fatto diventare più bella e intelligente. Tutto questo per la linguistica comportamentale, che ancora si pratica in scuola nostra, suppostamente senza conseguenze per le creature e per la totalità della persona sua. O massimo a creature si dispiaceranno poco, penso che a magliettello forse era pure un ricordo affettivo, ma niente inquietante e quotidiano che la passerà tranquillamente. O bilinguismo invece, rispetto all'approccio comportamentale e ambientale, parte da una prospettiva che forse non potesse essere più o bilinguismo nasce dall'approccio strutturalista che ci menzionato prima con Noam Chomsky 50 anni fa, quando aveva la lottata visibilità definitiva che la buttata promozionale a livello globale, che ci farà cominciare a considerare la lingua come un elemento biologico, un elemento che è parte integrante del biosistema della salute mentale della persona. E a questo stesso approccio più tardi il bilingualismo farà costruente l'individuo che viene messo al centro dell'attività pedagogica, contemplando tutto l'aspetto della persona, compreso l'aspetto di disturbo neuropsichico. Come per esempio, quello che abbiamo fatto tutti quanti noi, magari penso che pure tu parli, o bilinguismo sottrattivo, sofferto di creature napolitanofone, come me, come tante altre razze nostre, cioè di un disturbo neuropsichico che viene causato nel momento che uno studente non viene dato cáncer ad operare la lingua materna, che tecnicamente si chiama L1, la prima lingua, rende un contesto dove questo è accettato e considerato come un valore fondamentale, imprescindibile, che tiene a livello identitario e cognitivo. È chiaro che con questo tipo di disturbo a livello individuale dello studente ci saranno implicazioni a livello più generale pure per questa la Gesellschaft, e questo è un ambito di ricerca del bilingualismo che ha fatto passi annanzi assai importanti. Volessi citare a questo punto un lavoro dell'amica Jerry Smith, un professore emerito all'Università di Strathclyde a Glasgow, e che conclude le ricerche del professore emerito Jerry Smith che ci sta una correlazione fra il disenfranchisement pro parlante, e cioè la mancanza di autostima, senza l'alienazione rispetto alla società, e i fenomeni social injustice. Quando parliamo di ingiustizia sociale stiamo parlando di fenomeni di deprivazione e marginalizzazione